Questo per noi è sempre un bel ricordo di due persone che Romano ce lo portiamo dentro, è un amico, è stato il nostro che ha cominciato, diciamo, a portare avanti questa società. Per noi ci teniamo molto. Don Nando per me e per tanti di noi che sono villaggini è un qualcosa di importante, ecco, e lo spirito che noi portiamo avanti in questo torneo e anche, diciamo, un po' tutta la nostra l'associazione Villaggio Pallacanestro è legata ai principi di Don Nando, volontariato, lo spirito di stare insieme. Questo torneo qua è stato, vengono squadre da fuori, sono venute quest'anno, c'è stato Lugano, abbiamo avuto Brescia, Palaval, Bergamo, Pisignone, Brescia, Rignano sull'Arno, Olimpia, Pesaro, ecco, e anche per avere facce nuove, conoscerci altre persone, perché questo per me è molto importante, perché si crea anche un'amicizia che resta nel tempo. Come sta andando in campo? Sono bravi questi ragazzini o no? Sì, sono bravi, importante che si divertano poi, che è la cosa più importante, comunque sono bravi, sta proseguendo tutto bene, un ambiente molto bello e un'ottima organizzazione, tutto bene. Sono sempre contento quando mi mandano a questo torneo. Come sta andando con questi ragazzini? No, tutto sommato bene, dai, mi sto divertendo un po' in giro per l'Italia, facendo tornei vari e... Hai iniziato a fare l'arbitro? 4-5 anni fa circa. Sei contento? Sì, sono contento. Allora buona partita. Grazie.